No, non credo sia utile perché poi alla fine no, il dato elettorale è quello che ce ne rimette. Se parliamo poi che la gente non va a votare, insomma, il significato lo si trova anche in questi comportamenti. Ritengo sia arrivato il momento, considerando poi che a novembre si vota, che magari si deve parlare di programmi, si deve parlare del domani, si deve parlare di quello che il prossimo governo regionale va a fare in ogni ambito, no? Dalla sanità alle infrastrutture, alla formazione, allo sport, alla cultura. Cioè, continuare a dibattere, almeno io la penso così, continuare a dibattere su quello che è il terzo mandato, il rinvio delle elezioni, per quel che mi riguarda è nauseante, ma credo che per quel che riguarda le persone diventa poi un motivo per cui si allontana sempre di più dal contesto della politica e dal contesto del voto. Credo che ogni contesto politico, ogni partito, ogni candidato sia valido, abbiano in qualche modo un tavolo di rappresentanza che è quello che per quanto riguarda le regioni è quello nazionale, è sempre stato così. In quel contesto lì ci sarà una discussione su quale sarà il candidato migliore e la squadra che si presenta, che sarà, io non ho dubbi, quella del centrodestra. E mi auguro che questo avvenga quanto prima, affinché insomma si inizi a parlare proprio di quello che perlomeno vogliamo fare, vogliamo portare all'attenzione dei cittadini veneti sui temi che a loro sono cari e sono molto pressanti. Poi capisco anche le schermaglie della politica, anche quello che sono insomma certe battute, certe provocazioni a volte. Ecco, io forse, magari avendo un po' di conoscenza della Lega, magari mi verrebbe da dire che questo modo di agire è più timore che sostanza, timore dettato insomma da un futuro da qui a pochi mesi che non è quello roseo ovviamente che ha rappresentato il 2020. La vedo sotto questo punto di vista, perché sa, chi è forte, chi ha la ragione della forza difficilmente si mette a mostrare il petto, insomma, in qualche modo va avanti per la strada e dimostra con i fatti quello che è in grado di fare e di portare a casa. Qui mi sembra che insomma molto spesso si sia varcato anche il confine del rispetto reciproco e della condizione di governo che è quella di una maggioranza che sta governando questa regione da insomma più legislature e che si presenterà domani mattina di nuovo a farlo assieme. Ecco, cercare in qualche modo ogni momento possibile per denigrare o spingere in là qualcuno non fa bene, perché poi alla fine ci troveremo di nuovo a dover prendere decisioni comuni affinché questo Veneto sia sempre all'avanguardia, sia sempre un contesto di regione con una sanità di eccellenza, con il sistema imprenditoriale, industriale che è insomma la macchina, il motore della macchina. Quindi ecco, io mi auguro, lei diceva della linea del Piave, detto che io sono di Padova e casomai conosco il Piovego, no? O il Bacchiglione, quindi non riuscivo neanche a capire qual era la linea del Piave, però capisco insomma che ci possono essere anche queste battute, però ecco, cosa alla fine si risolve? Cosa alla fine torna a chi non ha trovato la visita o ha telefonato e gli hanno detto che la prenotazione della sua visita sarà fra 6 mesi, 7 mesi invece che 30 giorni. Pensi che poi alla fine ascolterà queste schermaglie politiche? No, farà come magari ha fatto nelle ultime elezioni, che è arrivato il 50% di affluenza e magari si stanca e si guarda da un'altra parte. Io credo che qui questa sera, insomma, nella rappresentanza di quello che è di Forza Italia, dalla parte ovviamente del contesto delle donne, insomma, del mondo donna, ecco, di Forza Italia e del mondo giovane, io credo ci sia una chiara consapevolezza, no? Che quello che Forza Italia ha cambiato pelle, ha cambiato insomma modo di agire, di quello
che è stata conosciuta nel passato, è un partito che si sta radicando nel territorio, che sta ovviamente in qualche modo colloquiando con le persone, si sta avvicinando a quello che è il sentire del territorio delle persone, perché poi alla fine è questa che è la politica, la stessa esperienza, insomma, di Jacopo, la stessa esperienza che viene da un partito territoriale, da un partito che in qualche modo ha fatto della territorialità la sua centralità, ecco, sentirsi stanco all'interno di quel contesto e trovare però l'energia di sprigionarlo, no, in Forza Italia, vuol dire che in qualche modo ha trovato in Forza Italia questa nuova pelle, questa nuova veste che, dobbiamo dirlo, qui in Veneto insomma è data dal segretario regionale che è Flavio Tosi, che in qualche modo lascia la libertà e la possibilità di essere se stessi e di continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto. Noi non abbiamo dovuto cambiare il modo di essere o di fare, cioè continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, che è ascoltare le persone e portare le istanze ai cittadini nei luoghi di decisione che sono i comuni, che sono la regione, affinché le necessità e i bisogni possano trasformarsi in fatti concreti. Io credo che questo sia la cosa importante.